31 maggio è una data particolarmente importante per il Veneto, le elezioni regionali. Ogni cittadino è chiamato a esercitare il proprio diritto-dovere di voto. Noi vogliamo che in quella data si costruisca il cambiamento per il Veneto. Il cambiamento ha la necessità di partire da 5 punti. La questione del sistema produttivo. Il Veneto vive una crisi profonda del suo sistema produttivo. Abbiamo bisogno che il governo regionale del futuro determini politiche industriali locali che lo rilancino partendo da quello che è la realtà locale, non in attesa di qualcosa che non arriva ancora dal governo centrale. Abbiamo bisogno quindi di rilanciare il nostro sistema produttivo e il Veneto deve fare qualcosa molto di più rispetto a quello che ha fatto finora. Questione welfare. Abbiamo la necessità di applicare pienamente il piano sociosanitario regionale. La sanità in Veneto è un'eccellenza, dobbiamo mantenerla come tale e dobbiamo sviluppare finalmente, cosa che ancora non è avvenuta, la sanità nel territorio. Abbiamo poi bisogno di affrontare il tema del territorio e istituzioni. Dobbiamo riorganizzare il territorio per mantenerlo, dobbiamo riorganizzare le istituzioni per fare in modo che siano più forti e possano realmente governare il territorio. E poi abbiamo il grande tema della legalità. Dobbiamo fare in modo di voltare pagina veramente anche per il Veneto. La legalità è un tema centrale e presupposto per uscire dalla crisi. Non possiamo permettere che ogni giorno apriamo il giornale e ci siano scandali anche in Veneto. Dobbiamo in qualche modo avere regole precise sugli appalti, dobbiamo avere una coerenza etica nel governo della cosa pubblica e negli appalti pubblici. Questo è un presupposto essenziale per riuscire a ricostruire un Veneto che riparte da quello che conosce bene, il valore del lavoro e il valore delle persone che vivono in questo territorio, tutte coloro che vivono in questo territorio. Altro fattore determinante che non può essere trattato come viene spesso troppo trattato nel nostro territorio è il fattore conoscenza. La conoscenza è determinante per essere competitivi nell'economia della conoscenza, appunto, e per fare questo ci vuole il giusto investimento sul sistema formativo, sul sistema scolastico e anche all'interno delle aziende. Aziende che innovano, aziende che investono in ricerca e sviluppo sono le aziende che continuano a competere e queste sono le aziende che creano occupazione, anche in una fase di crisi pesante come questa. Questi sono 5 punti fondamentali per la CGIL, sono fondamentali per i lavoratori ancora prima di tutto. Noi chiediamo che chi è candidato e chi governerà questa regione, ma anche coloro che siederanno in Consiglio, prendano a serio riferimento queste proposte, perché queste proposte servono per un Veneto migliore.